I dominatori di Palermo che hanno viaggiato in parallelo e hanno avuto modo di confrontarsi, una delle due però deve uscire. Questo è il giorno decisivo, amici di Sportisili. Un saluto da Salvo Geraci, benvenuti alla Fiorilli Casteldaccia Cus Palermo. È il ritorno del primo turno playoff del campionato Under 19 Sicilia e l'accoppiamento tra le vincenti dei due gironi della provincia di Palermo. L'andata e i cantieri navali finì 0-0, un match dai due volti per la capolista del girone B e del girone A, forse proprio perché nella stagione regolare Casteldaccia e Cus non hanno brillato nell'attacco rispetto alle proprie avversarie, al contrario delle difese che invece sono state tra le migliori. Oggi diverse assenze e acciacchi vari, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale, così come in altri 6 campi della Sicilia. Le due formazioni: Casteldaccia con il 4-4-2 a disposizione di Salvatore D'Angelo, Carollo in porta, in difesa Ferrara, Santi Castronovo, Gianmarresi, Spampinato, a centrocampo Turimello, Fiorentino, Macaluso e Comignano. In attacco la coppia Aiello, Antonino Di Caccamo. Il Cus Palermo risponde a disposizione di Mattia Rao, addotto in porta un 4-3-1-2 invece del 3-5-2 nella gara di andata, con Terrasi, Vinci, Aloisio e Undiemi in difesa. A centrocampo San Filippo, Guida e Favata, Corda dietro alle due punte, Ferruzza e Mazza. L'arbitro è Iari Lauria di Agrigento, assistito da Salvatore Campagna lato Casteldaccia e Mattias Bargione lato Cus Palermo. Leggero freschetto oggi nella provincia di Palermo, siamo al Fiorilli di Casteldaccia e quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Cus Palermo in maglia nera e pantaloncini neri risponde in completo granata. Il Casteldaccia di Salvatore D'Angelo, 3 novità rispetto alla gara d'andata. Per esempio sull'esterno di sinistra c'è Comignano, in mezzo al campo fiorentino, e dal primo minuto parte il bomber Antonino Di Caccamo. Lato Cus invece sono diversi i cambi, soprattutto davanti con Ferruzza, che oggi viene assistito da Mazza, Corda sulla tre quarti, novità anche San Filippo a centrocampo. Si inizia tutti comodi, inizia appunto Casteldaccia Cus Palermo Under 19. Subito trattenuto Terrasi, subisce fallo. Secondo l'arbitro c'è la prima punizione concessa dall'arbitro. Cus Palermo che già ha questa opportunità su calcio di punizione, la battuta da parte di Corda in mezzo al centro dell'area di rigore. Nuova proposta di Corda, nuovo pallone allargato a destra, proprio San Filippo ad alzarla contro Spampinato. San Filippo rimane giù, con Spampinato a gestire quel pallone, farlo scorrere fuori e si ripartirà dalla rimessa dal fondo per Mattia Carollo. Gara d'andata che si è giocata ai cantieri navali la scorsa settimana, con due squadre che hanno tenuto testa alle proprie avversarie nel rispettivo girone. Il Cus Palermo ha giocato nel girone A, mentre il Casteldaccia nel girone B. Il Cus Palermo si è ritrovato addirittura a pari punti con il Resultana San Lorenzo, esattamente a 43. Ci è voluto lo spareggio per stabilire la squadra non prima ma primissima in classifica. Finì 2-0 nel neutro del Pasqualino Stadium di Carini, la doppietta decisiva di Viviano, oggi che però è assente assieme ad altri pezzi della squadra di Mattia Arau, per esempio Mamone, che ha segnato 10 gol nel corso del campionato juniores. Altro calcio di punizione per il Cus Palermo, la battuta da parte di Corda e la parata di Carollo, prima occasione del match con il salvataggio del portiere dei Granata. Casteldaccia che non ha avuto modo fino ad ora di gestire il pallone. Cus Palermo costantemente in questa zona di campo. Anche diversi presenti qui alla Fiorilli per assistere alla partita, soprattutto i genitori dei ragazzi
Ecco la battuta, all'interno dell'area c'è il tocco di Ferruzza, si chiede una deviazione, ma non c'è per l'arbitro. Nuovo rinvio, corto lungo che sia per Carollo. Parte Carollo, che ha fatto un paio di buoni interventi nella gara d'andata. Avanza il Casteldaccia, il pallone profondo. Il passaggio era stato di Fiorentino, subito in evidenza. Ancora la squadra di casa, il pallone viene allargato per Turimello, il cross in mezzo a cercare Aiello, un po' troppo lungo con la presa di Addotto. Ha giocato Procida al suo posto nella gara dei cantieri navali. Oggi è lui il titolare. Come lo è stato nella maggior parte della stagione, anche con la formazione Under 18, praticamente lo stesso gruppo. Questa è la 40ª partita tra i due gruppi delle due categorie, entrambe allenate da Mattia Rao. C'è stata una lunga striscia per entrambe le squadre di risultati utili consecutivi, ma soprattutto di vittorie. Occhio a questo cross levato via da Aloisio, cerca di gestirla, guida, cade anche ed è punizione per il Cus Palermo, stavolta in zona difensiva. Casteldaccia che nella prima delle due partite contro il Cus Palermo, ovvero sempre quella di andata, non ha trovato il gol per la prima volta in stagione, dopo aver segnato praticamente sempre all'interno del girone B. Nonostante ciò, però, è stato il quarto attacco con 60 reti, mentre quello del Cus Palermo è stato addirittura il quinto. Il pareggio per 0-0 ha rispecchiato un po' ciò che è stato lungo la stagione regolare. San Filippo, lancio lungo, si tenta la sponda di testa da parte di Mazza, si torna indietro, nuova sponda con Terrasi da quelle parti. Nuova gestione però che non c'è, non è vincente per la squadra ospite. Allora riparte il Casteldaccia con il pallone dalle parti di Aiello, non salvato in campo da Terrasi, e dunque rimessa Casteldaccia, che sta avendo modo di proporsi dopo un inizio con il marchio Cus Palermo. Il recupero di Fiorentino, anche questa punizione viene fischiata dall'arbitro, e allora opportunità da posizione interessante. Buono l'impatto di Fiorentino. Ci sono indicazioni per la battuta della punizione. Quattro in barriera per Addotto. Alla battuta andrà Antonino di Caccamo. Parte di Caccamo un po' a giro, ma centrale per Addotto, che fa salire i suoi con estrema calma. Tanti marcatori per entrambe le squadre, portati a segno 14 il Casteldaccia, 17 invece il Cus Palermo, parlando sempre del campionato juniores, perché
Anche per il Casteldaccia vale il discorso dello stesso gruppo per la categoria Under 18, trattenuta alla maglia di Terrasi. Non c'è il cartellino uscito dall'arbitro, magari un po' clemente in questi primissimi minuti di partita. Un po' attaccato Terrasi dagli avversari. Pallone lungo e profondo per Mazza. Si ferma contro la pressione di Ferrara, finisce a terra. L'attaccante del Cus Palermo è rimessa laterale comunque per gli ospiti. Favata. Mazza verso il centro, Antonino Di Caccamo a farla rimbalzare su di lui. Si va da Terrasi, più libero, un cross che invece di andare profondo va verso l'interno. Cus Palermo guadagna una rimessa laterale simile a quella conquistata prima. Corda a sfidare Turimello, finisce a terra. Corda, nuova punizione per il Cus Palermo. Anche del sole qui a Casteldaccia questo pomeriggio, ma che non infastidisce i giocatori in campo, dato che picchia da tutt'altra parte. Comunque l'ambiente viene illuminato comunque. La battuta del calcio di punizione con l'uscita di Carollo. Corda da fuori, limite, può calciare il sinistro, arriva, respinto. Ancora Corda, l'aveva lasciata lì. La corsa di Aiello, la palla calciata via da Addotto. Nuovo colpo di testa, ma è un regalo per gli avversari. Terrasi verso il centro del campo da Corda, che cerca di andarsene contro Fiorentino. Scivola a terra Fiorentino, c'è il fallo dopo il tocco anche da parte degli avversari. Antonino Di Caccamo, il capitano e bomber del Casteldaccia, a passare verso il centro, ma è ancora Cus Palermo che sta avendo leggermente la meglio fino ad ora. Mazza non la prende più, apprezza comunque Mattia Rao dalla panchina. Tante indicazioni invece per Salvatore D'Angelo ai suoi. Sbagliato il passaggio da Spampinato. 1-2, alla fine mette fuori Gianmarresi, rimessa laterale sulla fascia destra, stavolta per il Cus Palermo. Va ad incaricarsi della battuta Terrasi. Una rimessa abbastanza lunga verso l'area piccola, il pallone viene preso da Corda, dribbling che stava per riuscire, poi il fallaccio su Ferrara di Guida, punizione subito battuta per l'arbitro, va bene, colpo di testa all'indietro di Antonino Di Caccamo. Avanti la Casteldaccia con Comignano, anche questa volta nulla da fare per la squadra granata. In caso di parità c'è da fare una distinzione, perché si considerano i gol in trasferta. Di conseguenza, se il Cus Palermo trova almeno un gol, poi c'è il pareggio del Casteldaccia, passa il Cus Palermo, perché a differenza degli avversari il gol in trasferta lo ha fatto, dato che l'andata è finita sullo 0-0. Invece, se finisce proprio con questo risultato, con il risultato di 0-0, siccome gol in trasferta non ne possiamo contare, si va direttamente ai calci di rigore. Dopodiché l'accesso per i quarti di finale, dove parteciperanno le 7 vincitrici di questi 7 accoppiamenti di questo primo turno playoff. Si stanno giocando in contemporanea altre 3 partite, le restanti 3 verranno disputate domani allo stesso orario alle 16:30. Dunque passano queste 7 squadre più
la migliore seconda classificata per delineare il quadro dei quarti di finale. Pallone proposto in mezzo, allontanato dal Cus Palermo dopo una nuova conquista del Casteldaccia riguardo i calci di punizione. Quarti di finale che poi verranno definiti secondo il criterio di vicinanza territoriale e dalle semifinali che si effettuerà il sorteggio. Terrasi a fermare Comignano. Cus Palermo voleva il calcio di punizione, lo ottiene dopo qualche protesta verso l'arbitro. Casteldaccia che stava andando a battere il calcio d'angolo. L'arbitro ha detto fermi tutti e fallo su Terrasi. Il rinvio di Marco Adotto, colpo di testa all'indietro di San Filippo a far avanzare i suoi Undiemi, schierato come terzino, ma lui è un esterno offensivo, non ci fa niente dalla linea difensiva. Infatti poi comunque si va a 3 in difesa, in fase offensiva per il Cus Palermo con Vinci, Aloisio e Undiemi. Rimessa laterale lunga con il pallone conquistato da Aiello, gli sta addosso il Cus Palermo con Guida e pallone salvato con il passaggio in direzione Undiemi. Undiemi a sfidare Turimello, ma c'è il pallone portato fuori. Rimessa laterale per il Casteldaccia. C'è stata anche di recente la sfida tra le due formazioni Under 18, finita 2-0 per il Cus Palermo ai cantieri navali. Più o meno erano gli stessi giocatori in campo. Terrasi, lungo, colpo di testa mancato per Mazza. Pallone conquistato sì, ma subito perso per il Cus Palermo. Lancio lungo, colpo di testa a difendere per Vinci. Le due squadre che continuano a lottare. Nuovo colpo di testa, stavolta con più lotta per Ferrara. Ha dato un grande impatto sul pallone. Poi il fallo di Mazza. Tanti contrasti in mezzo al campo, ma fino ad ora nessun cartellino giallo estratto da Iari Lauria di Agrigento. Si rialza Spampinato con la punizione per la squadra di D'Angelo. Battuta fitta, non troppo alta. Il pallone viene spedito dalle parti di Undiemi, che alla fine lascia andare. Ferrara, anche lui schierato in difesa, un po' la stessa mossa di Undiemi, lui che ha segnato 11 gol in campionato. Aiello sponda, si ritorna all'indietro con i dribbling tentati dal Casteldaccia al limite dell'area. Ferrara ancora in avanti verso Fiorentino, il tiro e la risposta di Adotto in calcio d'angolo. Ottima occasione, ottima azione del Casteldaccia. L'occasione più importante di questa partita. Parte la battuta sul primo, rispedita fuori da Terrasi.
Casteldaccia che preferisce andare con calma. Spampinato, colpo di testa all'indietro, stavolta più verso l'interno. Poi Comignano aveva rimandato un pallone pericoloso nuovamente per i suoi. E c'è un altro fallo laterale. La rimessa di Spampinato, nuova sponda provata da Macaluso. Si riprende con Fiorentino, l'alzata verso Addotto che la lascia andare oltre la traversa. Sospiro di sollievo per il portiere del CUS Palermo. Il rinvio di Addotto, colpo di testa di Mazza senza più guardare il pallone. Comignano, c'è però l'intervento falloso con il rapido intervento dell'arbitro. Volevo prendere la palla, dice Comignano all'arbitro. È andato subito a dare assistenza a Terrasi. Comignano si chiarisce anche con la panchina. La battuta di guida. Poi Antonino Di Caccamo lancia dall'altro lato con D'Angelo che non ha apprezzato particolarmente la sua scelta, perché l'allenatore del Casteldaccia preferisce il pallone giocato a terra sugli esterni. Si va verso il centro, il dribbling sinistro in porta, il vantaggio del Casteldaccia ed entra tutta la panchina in campo per l'1-0 al Fiorilli. Si sblocca questa sfida molto importante per entrambe le squadre, con l'avanzata vincente il pallone che è entrato in porta. (1-0) dunque per la squadra di D'Angelo, che trova così il gol con Aiello, il settimo in questa stagione con la maglia del Casteldaccia Under 19. Dunque partita che si sblocca. Lancio lungo, vedremo un po' come risponderà il CUS Palermo. Lotta Terrasi. Nonostante un buon avvio per la squadra di Rao a trovare il vantaggio, è stato il Casteldaccia con Aiello a segnare il suo settimo gol personale all'interno di questa competizione. Aveva segnato l'ultima sfida di campionato, pareggiata contro il Monreale, proprio qui alla Fiorilli. C'è un problema intanto in casa Casteldaccia. Con la caduta a terra di Comignano, che si è rialzato, era caduto vicino alla linea del fallo laterale. C'è stata un po' di pressione da parte del CUS nel voler battere in modo veloce la punizione. Antonino Di Caccamo non la prende di testa, un po' spalla alla porta. CUS rinvia, Mazza
la vede arrivare all'ultimo, la va a prendere Corda, poi risolve tutto con forza Giammarresi. Addotto, esce o non esce, l'appoggio alla fine di Vinci è per lui. Ormai oltre la metà di questo primo tempo, 1-0 Casteldaccia, il gol di Aiello segnato al 20°. Attenzione a Mazza, il tiro di Mazza preso in due tempi da Carollo. La reazione del Cus. Serve ovviamente altro per sperare in una vittoria per il Cus Palermo. La rimessa laterale, c'è duello, poi Fiorentino, un po' troppo lungo. Infatti la gestione è per il Cus Palermo, che però perde palla con Vinci. Era andata ad attaccare Antonino Di Caccamo e si va dietro per il Cus Palermo, che tira un po' il sospiro di sollievo. Lancio lungo con Comignano a lottare da quelle parti. Rimessa laterale per la squadra di Rao. Varie proposte nei movimenti, si ritorna indietro, si rialza questo pallone in avanti che va oltre la traversa. Più leggibile questo pallone, rimbalzato davanti il portiere, poi finito fuori rispetto a quello di prima dalle parti di Addotto. Addotto per un attimo ha cercato di spingerlo lui con i guanti, invece questo di Carollo non ha avuto bisogno di ulteriori tocchi. Colpo di testa avventuroso e anche furbo per il Casteldaccia, che conquista un calcio di punizione per fallo a causa di una gamba tesa. Lancio lungo, l'appoggio provato da Antonino Di Caccamo verso il centro, cade assieme a Terrasi, si continua. Comignano vince il rimpallo, poi il colpo falloso da parte di San Filippo e c'è il cartellino giallo per il centrocampista del Cus Palermo. Primo ammonito della partita, Davide San Filippo. E calcio di punizione per la squadra di D'Angelo. Va Aiello alla battuta. Addotto ancora a sistemare la propria barriera 2. Parte Aiello in mezzo all'area di rigore, c'era un colpo di testa di Spampinato, poi il colpo di Fiorentino da fuori, senza centrare lo specchio della porta. Un colpo di testa respinto dalla difesa avversaria. Un'altra rimessa, ha levato via Aloisio, la prende Corda a contrasto con Antonino Di Caccamo.
in mezzo a due, la fa passare San Filippo, corda larga per Terrasi, può avanzare Terrasi, quasi recuperato da Comignano, se la porta quasi fuori, con la rimessa guadagnata da Terrasi, non sfruttata a dovere. Pallone lanciato in profondità, la gestione di testa di Vinci, ancora Terrasi, suo passaggio verso l'interno, viene messo fuori da Macaluso, giocatore che è stato preso come portiere, ha giocato da attaccante e ha fatto 10 gol con la formazione Under 18, un po' particolare la sua storia all'interno di questo campionato. Poi è stato spostato a centrocampo, dove in mediana è stato protagonista, addirittura è ritornato a giocare in porta e ha parato anche un calcio di rigore nel 4-0 in casa della super giovane Castelbuono, sempre con la formazione Juniores. Oggi schierato come interno di sinistra. Ecco la battuta, colpo di testa a sfiorare il palo con Mazza. E qui il Cus Palermo è andato vicinissimo al gol del pareggio. A questo punto i calci di rigore non sono più possibili, perché il Casteldaccia ha segnato, quindi c'è stato almeno un gol in questa partita, a prescindere dalla squadra che lo ha segnato. Il Cus Palermo dunque basterebbe anche un pareggio a questo punto. Paradossalmente la situazione risultava più difficile con lo 0-0, dato che in quel caso si passava ai rigori, mentre ora per il Cus Palermo basta un gol. Cross in mezzo, un po' troppo lungo per Fiorentino, il pallone scorre, non viene preso da Comignano, finisce fuori. Invece che metterla dentro all'interno per un compagno ad avere davanti la porta di Addotto, c'è stata la possibilità peggiore. Avanza il Cus Palermo con un po' di fortuna, Mazza supera Gianmarresi, va ancora avanti, nuovo intervento falloso però su Ferrara da parte dello stesso Mazza, cerca di giustificarsi un po'. Ed è punizione per la squadra di D'Angelo. Il rinvio di Carollo, colpo di testa mancato, nuova sponda di Antonino Di Cacamo, resiste Aiello, il passaggio verso l'interno non la vede più Turimello, pallone messo fuori, nuova alzata, va a rincorrere Comignano, alla fine prende il Cus con il tacco di Mazza in direzione Favata. Mazza si fa vedere, Favata serve il pallone verso la sua direzione, poi Favata commette fallo e c'è il cartellino giallo per il Casteldaccia. Si va con il calcio di punizione all'interno dell'area, colpo di testa di Macaluso a liberare Terrasi, ancora a lottare con il fallo laterale
per il CUS Palermo si chiede un cambio però, perché c'è un giocatore a terra che sembra non farcela. A prendere il giallo poco fa è stato Turimello, lato Casteldaccia. E subito forze fresche. Ci sarà cambio anche lato CUS Palermo. Esce San Filippo. Ammonito in precedenza. Al suo posto entra Andrea Castronovo. Mentre lato Casteldaccia sembra non farcela Comignano. Cambio che verrà ufficializzato tra poco per la squadra di D'Angelo. Dunque, già prima sostituzione per il CUS Palermo. Arriverà tra poco anche quella per il Casteldaccia. Proposta di Terrasi, colpo di testa a liberare, poi scontro falloso contro Fiorentino. Si chiede perché corda nella decisione dell'arbitro. Battuto il calcio di punizione, pallone non arriva dalle parti di Antonino Di Caccamo. CUS Palermo che non lo gestisce a pieno, poi c'è il recupero di Favata verso il centro del campo. Si può andare con Corda che la lascia lì, il passaggio c'è tra gli avversari però. Antonino Di Caccamo, ottima l'alzata per i compagni, pallone messo fuori perché un giocatore rimane a terra, dunque si deve ristabilire la parità numerica sul campo. Sono due in realtà i ragazzi che sono andati giù. Lato Casteldaccia, si tratta di Fiorentino, mentre si è rialzato poco fa Aloisio. Pallone consegnato alla squadra di casa. Ormai meno di 10 minuti al termine del primo tempo. È sempre il gol di Aiello a decidere fino a questo momento la partita. Colpo di testa solido di Guida. Propone anche Favata. Si va da Ferruzza e si gira a sinistra dalle parti di Undiemi. La finta ai danni di Macaluso. Va ancora avanti il CUS Palermo. Mazza. C'è tanta proposta in mezzo al campo con Castronovo subito a farsi vedere all'interno dell'area di rigore. Spampinato l'attacco di Castronovo, pallone per Terrasi, in mezzo a tanti avversari. 1-2 provato dal CUS Palermo, non va a compimento la gestione un po' dubbia di Guida. Si allarga tutto da Undiemi, cerca il cross, Turimello davanti a lui. Ancora Undiemi, eccolo qui, il traversone è riuscito male però con il sinistro. Chiede un po' di sveglia ai suoi. Salvatore D'Angelo dalla panchina.
per il suo Casteldaccia. Nuovo attacco in mezzo al campo, pallone protetto e gestito con la suola da Fiorentino. Nuova presa di Terrasi, Castronovo, finta, poi l'attacco di Macaluso ed interrompere tutto. Nuovo lungo del pallone con Turimello che lotta contro un Diemi puntato a proteggere. Il pallone finisce fuori, è rimessa dal fondo per il Cus Palermo. Addotto quasi in faccia a Favata. Un Diemi, c'è un po' di spazio per il Cus Palermo, va avanti Corda, cercava Mazza. Terrasi, ce l'ha rimessa da ripetere. Spampinato, la rimessa della squadra di D'Angelo, l'anticipo di Terrasi, difensore che si propone anche in fase offensiva. Castronovo, lancio in profondità, eccolo Terrasi in area di rigore, la prende, deve girarsi, il passaggio era per Mazza, un po' bloccato dalla deviazione avversaria. Fiorentino, Aiello, c'è spazio per Antonino Di Caccamo, occhio al Casteldaccia che avanza. Le finte di Caccamo, entrati in area, cross-passo col sinistro, stava riuscendo la giocata delle Bomber. Calcio d'angolo per il Casteldaccia, battuto corto, si va con Aiello, proposta abbastanza storta per i compagni, la va a recuperare Macaluso adesso, dopo averla fatta scorrere, ma in realtà la rimessa è per gli avversari. Undiemi chiede palla corda, larghissimo a destra, la stava per agganciare Castronovo. L'attacco di Terrasi si fa anche male nel correre e prendere il pallone in corsa, la caduta di Mazza. E calcio di punizione per il Cus Palermo. Non molliamo, dice Carollo, che è il portiere del Casteldaccia. Si va con il lancio lungo di Corda sul secondo palo in fuorigioco, però Vinci aveva colpito di testa, aveva aspettato il pallone fino all'ultimo, però in posizione irregolare. Andiamo a centrocampo come Carollo, il rinvio lungo, la prende Guida, adesso il pallone è di Corda, spazio per il Cus Palermo. Corda si allarga a sinistra, l'aspetta un Diemi, non viene servito, poi il lancio verso la porta di Carollo, preso dal portiere stesso. Favata aveva provato il controllo, poi non è riuscito ad andare avanti più di tanto. Undiemi, Ferruzza, lo scambio, una falsata non nella direzione giusta, infatti il Cus Palermo è sempre lì ad attaccare. Castronovo, colpo di testa a difendere, la prende Terrasi, l'attacco immediato di Antonino Di Caccamo, poi giocatore a terra e si continua con la manovra del Cus Palermo. Lancio lungo di Guida, profondissimo, esce Carollo con i pugni contro Ferruzza.
spazio in avanti Turimello subito dall'altro lato con la corsa di Aiello. Fa buona guardia Aloisio a battere anche la rimessa laterale. Squadre un po' larghette nel tentativo di prendere in mano la partita, soprattutto un'azione in velocità. Terrasi Guida, lancio profondo, è sempre la difesa del Casteldaccia a risolvere. Passaggio su Guida, in mezzo a due, non va, verso l'interno Mazza, ancora Mazza, guarda chi c'è profondo, il suo è un cross basso, non preso dai compagni. Nuova gestione di Guida a lottare sotto gli occhi della panchina del Casteldaccia. La battuta della rimessa laterale di Terrasi, corda verso il centro, la salva molto bene in scivolata Guida. Aloisio, il lancio di Vinci in direzione Castronovo, Castronovo contro Spampinato che però recupera il pallone, fa una buona protezione il difensore del Casteldaccia, pallone con l'esterno preso da Terrasi, poi subisce il fallo commesso dal Casteldaccia con il nuovo entrato Damaro che ha preso il posto di Comignano in precedenza. Punizione conquistata dal Cus Palermo, 15 secondi e sarà recupero. Sono due segnalati in questo momento dall'arbitro. Undiemi, il pallone gira, esce Carollo, attenzione a Corda che la conquista, si gira totalmente con la faccia rivolta verso la porta, solo che il suo cross viene spinto fuori di testa. Aiello ad attaccare, poi Favata, ultimo uomo in difesa, a lanciare lungo. Castronovo si va nuovamente da Macaluso, lanciato in profondità Fiorentino, c'è il sinistro quasi al volo, Adotto. Non tantissimo in difficoltà il portiere del Cus Palermo, nonostante il tentativo di mezzo pallonetto di Fiorentino. Nuovo anticipo Cus Palermo che deve tornare in difesa se vuole rispondere agli avversari. La proposta di Macaluso viene bloccata da Favata, anche una finta di Adotto. La gestione di Terrasi, ottimo il controllo, viene lanciato in profondità Mazza, esce anche Carollo che poi scivola dopo aver toccato il pallone fuori. Si accende il match ormai in quest'ultimo minuto di primo tempo. Cross dentro, Castronovo stacca! Il gol di Castronovo, pallone lento ma efficace a battere Carollo, 1-1. E al gol anche la panchina del Cus Palermo, entra in campo il pareggio di Santi. Castronovo è il suo omonimo, Andrea Castronovo, e a fare l'1-1. Con questo risultato il Cus Palermo passa il turno, ma ci sarà un secondo tempo da giocare. Gioia infinita lato Cus Palermo, il gol di Castronovo. Entrato dalla panchina al posto di San Filippo, eccolo il fischio dell'arbitro, finisce 1-1 questo primo tempo, c'è anche qualche screzio con Corda protagonista, l'arbitro è lì a calmare tutto con le due squadre che si confrontano in momenti che si vanno accendendo. Ad intervenire anche Mattia Rao, l'allenatore del Cus Palermo. Comunque è 1-1
dopo questi primi 45 più recupero del gol segnato da Aiello al 20° minuto, il pareggio poco fa al secondo minuto di recupero del primo tempo da parte di Andrea Castronovo. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Casteldaccia Cus Palermo. Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo della Fincantieri per il match, l'andata della finalissima del campionato Juniores Sicilia di fronte a Cus Palermo e Casteldaccia. Andrea Castronovo prova ad arrivare, c'è Mazza che esce col tempo giusto dal fuorigioco, così come Undiemi ancora per Mazza, dialogo tra i due, Undiemi converge, la palla sul destro, Undiemi disorienta gli avversari, poi incrocia! Palla fuori, non di molto, bella azione di Tony Undiemi ad un passo dal gol il Cus. Calcio d'angolo battuto corto con Undiemi che tocca per Guida, il cross di Mancina, di testa Macaluso a mettere fuori, poi prova ad uscire Aiello senza successo. Undiemi, la palla sul destro, blocca Carollo, anticipato da Macaluso, poi subentra Guida, palla sul sinistro, la fa scivolare, poi tocco geniale per Undiemi che è in area, mette al centro, l'uscita di Carollo, Terrasi, Carollo e poi la palla allontanata. Occasione enorme per il Cus. Il terzo corner della partita per il Cus. La palla che spiove in aria. Carollo non benissimo, Terrasi di testa, salvataggio. Palla che rimane lì. E poi Carollo riesce a rimediare al suo stesso errore. La palla lunga di Mamone per Terrasi. Terrasi può giocarla soltanto in prima intenzione. Arriva Mazza in anticipo. Carollo mette la mano distinto per ancora Mazza. Palla fuori. C'è il fischio, Undiemi con la palla che spiove sul secondo palo Terrasi, colpo di testa che si perde alto. La battuta verso l'area di rigore, non riesce a toccare, poi conclusione. Altro salvataggio sulla linea, poi Castronovo svirgola. La palla finisce fuori, ma che occasione ancora per il Cus. Fischia l'arbitro, Castronovo decide di allargare su Vinci in proiezione offensiva. San Filippo, primo pallone della sua partita e subito un dribbling sinistro di San Filippo, blocca senza problemi Carollo. Già battuto il calcio d'angolo, Aiello sul primo palo, questa volta San Filippo allontana però sui piedi di Damaro che va ancora alla battuta. La palla attraversa tutto lo specchio della porta, occasione per Damaro. Sale a pressare il Casteldaccia, Procida cerca compagni a servire, torna Da Vinci ma sbaglia, è un regalo che cerca di scartare ma non ci riesce di Caccamo, dorme il Cus, non ne approfitta il Casteldaccia. La punizione per Aiello, fischia l'arbitro, Aiello cerca la porta, la trova, ma trova anche un grande Procida a mettere in calcio d'angolo. La battuta nel cuore dell'area, c'è il tocco sotto misura da parte di Di Caccamo che va ad un passo dal gol del vantaggio. Viviano Antinori, ma per l'arbitro basta così, finisce 0-0 questo primo atto della finale del campionato Juniores tra Cus Palermo e Casteldaccia, partita molto intensa.
Dai, Nino! Toremello? Secondo tempo di Casteldaccia Cus Palermo è la gara di ritorno del primo turno playoff del campionato Under 19 Sicilia. 1-1 dopo i primi 45 più 2 di recupero, ha segnato Aiello per il Casteldaccia, ha sbloccato lui la partita. Poi c'è stato il pareggio proprio poco prima della fine del duplice fischio dell'arbitro, con Andrea Castronovo al 47esimo. Occhio intanto a Carollo nel respingere questo pallone. Segnato Andrea Castronovo entrando dalla panchina, ha preso il posto di San Filippo durante il primo tempo. C'è stato anche il cambio lato Casteldaccia, con l'uscita di Comignano e l'entrata di Damaro. Nell'intervallo il secondo cambio per Salvatore D'Angelo, con l'ingresso di Cascino per Turimello, ammonito anche lui, così come San Filippo. Non vogliono rischiare assolutamente i due allenatori. Punizione Cus Palermo con il pallone proposto da Corda e la difesa del Casteldaccia che libera via. Nel caso di parità passa il Cus Palermo, dato il gol in trasferta. Non ci saranno supplementari o rigori in quel caso. Ormai l'opzione calci di rigore si può tranquillamente tagliare, dato che la partita ormai non finirà più sul punteggio di 0-0, così come quello della gara d'andata, in cui il Cus Palermo ha attaccato tanto nel primo tempo, Casteldaccia ha risposto nel secondo. Alla fine le due prime classificate rispettivamente oggi del girone B e del girone A palermitano hanno pareggiato i conti nelle proprie potenzialità. Altro giallo intanto per il fallo commesso poco fa. Casteldaccia leggermente penalizzato, punizione che si batte in fretta, non dovrebbe essere così. La munizione rimediata da Gianmarresi. Oggi Casteldaccia che deve fare a meno di Sala, squalificato. Senti anche Spetti e Cataldo. Invece Benedetto Di Caccamo è stato regolarmente convocato, siede in panchina, qui non sta al meglio. Partito titolare nella gara d'andata, ma è uscito prima della fine del primo tempo. Pallone che scorre sul secondo palo, il tentativo di Ferruzza non c'è stato, con Carollo che può effettuare un grandissimo sospiro di sollievo per il suo Casteldaccia. La non gestione sulla fascia sinistra da Spampinato ed è rimessa Cus. Corda, molto bene la giocata su Cascino, ancora Corda, cerca di risolvere Macaluso. L'arbitro fischia un altro calcio di punizione per il Cus Palermo. Ecco la proposta, fitta sul secondo palo, ancora verso Ferruzza.
niente da fare per il colpo verso la porta. D'Angelo non l'ha presa benissimo dopo questi due palloni che stavano per entrare in porta. Attenzione al Casteldaccio in difesa, un po' sotto pressione. Ferrara è un regalo per Undiemi. Cerca il tunnel su Damaro, poi il fallo commesso da Castronovo su Aiello. Arbitro dà la punizione anche per la squadra di casa. Gianmarresi butta il pallone in avanti su Ferruzza per velocizzare le operazioni, con l'arbitro praticamente lì in zona. La battuta larghissima verso Antonino Di Caccamo, che si è proposto un po' di volte nel primo tempo. Ha voluto segnare, lui che è il bomber del Casteldaccia, 19 reti nel campionato juniores, 3 nelle ultime 3 di campionato. La sua striscia positiva si è fermata proprio nella gara dei cantieri navali. Doppio rimpallo in difesa Cus Palermo, il pallone proposto dentro da Damaro. Si va da Fiorentino, largo verso il secondo palo contro Terrasi. Fiorentino deve proteggere e poi crossare, ma è molto difficile. Fiorentino stava per farcela. L'ultimo tocco è il suo. Si riparte da Addotto. Non male il lavoro da quelle parti di Fiorentino. Sembrava un po' impossibile la giocata per portarsela verso l'interno a partire dalla linea di fondo. C'è stato uno spiraglio di possibilità, poi Terrasi con l'aiuto di Addotto ha fermato la situazione. Proprio il portiere del Cus Palermo, adesso attaccato da Aiello, il tocco di Macaluso. Pallone che rimbalza a terra, rimbalzo sfruttato da Macaluso, pallone gestito e poi messo in mezzo da Fiorentino. Il tocco di Undiemi per Addotto in anticipo nei confronti del proprio avversario. Addotto per Undiemi. Undiemi contro Damaro, il lancio lungo con il pallone controllato da Santi Castronovo. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Lancio profondo, il tocco di Vinci, c'è anche quello del nuovo entrato Cascino, ma tutto si esaurisce su Addotto, che si prende un altro po' di secondi e di centimetri a favore per poi prendere con le mani. Il rinvio di Addotto, colpo di testa solido di Macaluso. Il pallone arriva dalle parti di Corda. Macaluso, ottimo il contrasto a suo favore, lancio lungo, fuori gioco per Antonino Di Caccamo. Il lancio di Corda verso Andrea Castronovo, schermato da Gianmarresi, se la porta a spasso. C'è il tocco di Andrea Castronovo dopo il tentativo di lancio ed è rimessa per il Casteldaccia. Vinci, nuova sponda verso Ferruzza. Non ha toccato tanti palloni, però è andato vicino alla rete 2 volte in apertura di ripresa. Qui un grosso contrasto, ma si va avanti con Mazza che rimane a terra. Attacca il Casteldaccia e Aiello guadagna la rimessa. Cambio per D'Angelo. Candido pronto ad entrare.
prende il posto di Spampinato, non è piaciuto tantissimo a D'Angelo. Dentro dunque Candido. Rimessa lunga, colpo di testa di Andrea Castronovo. Cascino, il rimpallo non è a suo favore, davanti a lui c'era Guida, lancia corda verso Mazza, intanto si è rialzato da terra, nuovo lancio lungo, il pallone rimbalza dalle parti di Damaro, mette in mezzo sul secondo palo, la sponda per se stesso alla fine di Antonino Di Cacamo. Si lotta ancora. Fiorentino. In zona c'è anche Antonino Di Cacamo, ma prende tutto il Cus Palermo. Il pallone di Mazza se lo allunga, facendolo finire oltre la linea del fallo laterale. È sempre 1-1. In questo momento si stanno giocando altre 3 partite di questo primo turno playoff. Le sfide tra Gela e Carlentini. E poi Priolo, Gargallo, Mazzarone e Mazzarese, Unitas Sciacca. Un primo turno playoff che riguarda le sfide tra tutte le vincenti dei gironi provinciali di questo campionato regionale. Campionato particolare questo della categoria juniores in Sicilia, perché è appunto a livello regionale su suddivisione provinciale e il numero di gironi varia da provincia a provincia. La battuta profonda di Gianmarresi, tocca liberare, riprende il possesso il Cus Palermo. Ferruzza, pressato da dietro da Macaluso, finisce a terra, Ferruzza senza fallo. Allora va avanti Ferrara. Il contrasto con Andrea Castronovo, il pallone arriva dalle parti di Damaro. Damaro, a confronto con Undiemi, Damaro scarica da Aiello. Aiello cercava il tunnel su Undiemi che rimedia un po' al pallone non preso poco fa. Corundiemi a lottare alla meglio, però Aiello cerca il cross, deviazione in calcio d'angolo da parte di Aloisio, angolo dunque per la squadra di D'Angelo. Tutti in area e con la proposta, colpo che non c'è da parte di Damaro, da fuori c'è il controllo cercato da Cascino, finisce giù, altro calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Il Cus Palermo chiede spiegazioni, intanto pronto ad entrare Spataro dalla panchina lato Cus Palermo. Sarebbe questa la seconda mossa di Mattia Rao dopo l'ingresso in campo di Andrea Castronovo, risultato vincente perché nel primo tempo ha preso il posto di San Filippo e ha segnato il gol dell'1-1. Eccola qui la sostituzione, esce Ferruzza, al suo posto Spataro. Gara abbastanza sufficiente. Sono stavolta 3 in barriera per Addotto. La punizione di Aiello, il pallone esce di poco oltre la traversa, occasionissima Casteldaccia. Direttamente da calcio di punizione ne stava venendo fuori un bellissimo gol.
Si perde un po' di tempo per i due palloni in campo. Il rinvio di Marco Addotto, il colpo di testa di Macaluso, doppio perché il pallone è rimasto da quelle parti e allora Antonino Di Caccamo perde poi il possesso perché Guida lo leva via. Nuova proposta, non c'è nessuno però. La presa ancora non totale di Addotto che aspetta Aiello. Eccolo qui. Dai Samu, dai, fallo giocare Samu! Rete! Ultima mezz'ora di partita per decidere chi passerà tra Casteldaccia e Cus Palermo. Falli salire, su! A questo punto della partita passerebbe il Cus per il gol in trasferta. Tutto grazie alla mossa di Mottiarao dalla panchina di inserire Andrea Castronovo e il gol di testa a beffare Carollo, non posizionato benissimo in quella circostanza. Il pallone rimbalza davanti corda, poi messo fuori da Candido. Lui di solito gioca a destra, ha preso il posto di Spampinato a sinistra. Le tocco a mettere fuori perché il pallone non arriva verso Mazza e il Cus Palermo guadagna un altro po' di metri. Andrea Castronovo pressato da Cascino. Cascino poi fa ripartire l'azione da Casteldaccia e Covinci. Pallone dietro, si torna nella zona centrale di difesa. Undiemi, proposta un po' lunga per Andrea Castronovo. Attenzione al doppio rimpallo che favorisce il Cus. Pallone verso l'interno del campo proprio con Andrea Castronovo. Stava arrivando il tiro potente del subentrato all'interno del primo tempo. Il pallone era rimbalzato anche addosso a Spataro, capitato per caso ad Andrea Castronovo. Si batte più o meno dalla zona di prima. Stavolta però è una rimessa più lunga, in due a terra. La punizione viene conquistata dal Casteldaccia con la battuta di Giamarresi. Va Giamarresi, il tocco di Favata. Spataro si deve girare in fretta, la lascia lì per Undiemi in modo molto intelligente. Lancio lungo a cercare Favata, mette fuori Santi Castronovo. Rimessa nuova per il Cus, stavolta nella corsia di sinistra, ma comunque in zona offensiva. Ecco la battuta, colpo di testa a liberare. La presa di Fiorentino contro due avversari, resiste al primo, non al secondo, poi mette giù Undiemi. C'è il cartellino giallo per Fiorentino, vice capitano del Casteldaccia. Dai, è giusto, da me, stai tranquillo. Dovi, tranquillo, no! È girato, non può fare niente. Stanno giocando! Punizione per il Cus Palermo, la battuta di corda corta
per Undiemi verso l'interno del campo. Ancora Undiemi, voleva calciare, tiro uscito veramente male. Ricchi, prima! Anche il terreno di gioco non perfetto Fuori! Così! non permette gestioni ottimali. Va bene! È dura! La picchia la palla, non è che c'ho pure. Nuova rimessa in direzione Corda contro la difesa di Candido, poi finisce a terra il giocatore della Cus Palermo ed è nuovo lancio lungo con il colpo di testa di Aloisio, poi intervento falloso su guida di Fiorentino. Il giallo lo ha preso poco fa, infatti anche dalla panchina gli viene raccomandata una certa calma. Il proprio avversario rimane a terra. Messi bene, oh! Ricchi, gira! Punizione Cus Palermo, si parte così dalla linea di centrocampo, una battuta un po' così con il Casteldaccia Vai sulla fascia! che cerca di Buona! avere quella chance vincente Tranquillo, che gli Domenico! permetterebbe di Buona, andare buona, per la Domenico! seconda volta in questa partita in vantaggio. È più avanti, per là! Chiedilo, che Un gol che ha fatto emozionare tanto l'ambiente del Fiorilli, Meglio! quello segnato al 20° da Aiello. Favata allarga da Corda dove è abbastanza libero, il passaggio però un po' troppo frettoloso per Mazza. Vamos! La scivolata vincente di Cascino, il pallone però arriva dalle parti di Corda. Terrasi si alza, mette fuori Candido. Candido di nuovo di testa a darla però agli avversari. Il Casteldaccia se la cava lanciando in profondità. Non sono in tantissimi in zona offensiva, attaccato a Aiello. Si continua a giocare con Santi Castronovo. Ferrara, l'anticipo su Spataro verso l'interno, anche contro Andrea Castronovo. Lancio lungo verso la corsa di Fiorentino a proteggere contro Aloisio. Fiorentino vince il duello, allora messo in mezzo, levata via la minaccia. Lancio in fascia, poi non la riesce ad alzare Antonino di Caccamo. Undiemi, proposta in profondità, c'è la corsa di Spataro che salva il pallone, no, è uscito fuori. Adesso il Casteldaccia ha fretta perché con questo risultato sarebbe fuori dai playoff, dalla possibilità di giocarsi i quarti di finale contro una squadra geograficamente più vicina rispetto alle altre che passeranno il turno. Nuovo fischio dell'arbitro, nuova punizione, stavolta a favore del Casteldaccia. Si chiede la battuta a Fiorentina. E andrà proprio lui. No, a tagliare il secondo, Dovi! Barriera a 2. Parte Fiorentino basso con il pallone respinto di testa da Undiemi. Poi la proposta di Gianmarresi la prende dall'altro lato Candido. Lo scambio cercato
con la girata, poi il tiro debole, il pallone arriva in area di rigore, c'è il sinistro, oltre la traversa da parte di Macaluso. Che occasione per il Casteldaccia, tutti con le mani sui capelli per l'occasione avuta da Macaluso. Dai, Macaluso, dai! Era un tiro, quello arrivato in area di rigore, il pallone viene preso dal centrocampista che ha sparato alto. Occasionissima per il Casteldaccia, cambio Cus Palermo. È pronto ad entrare Antinori. Il suo ingresso in campo al posto di Guida. Entra Antinori. Il rinvio di Addotto. Colpo di testa ad anticipare e sorprendere tutti da parte di Andrea Castronovo. Pallone che rimbalza davanti a Addotto, lo prende, non c'è nulla per l'arbitro, con tutta la panchina del Casteldaccia a lamentare il presunto calcio di rigore. È tutto ok con la caduta in area di rigore di Aiello. Colpo di testa. Il pallone ritorna dalle parti di Antonino Di Cacamo. L'alzata di Damaro. L'anticipo a sua volta di testa di Aloisio. La alza contro Antonino Di Cacamo e fallo laterale. Candido. Battuta corta proprio per Antonino Di Cacamo. Cross di Candido direttamente sulla testa di Andrea Castronovo. La rimessa, la sponda all'indietro di Macaluso. Risponde però il Cus Palermo con Vinci. Pallone lasciato lì, alzato da Damaro. Stava arrivando in qualche modo a Ferrara. Ancora Ferrara, pressato da Spataro. Fallo da dietro. Interviene l'arbitro. C'è soltanto punizione per la squadra di D'Angelo. Nessun cartellino per Spataro. Casteldaccia all'assalto in questo finale. Vuole tanto la vittoria, riprendere quel vantaggio. La battuta di Fiorentino verso il secondo palo, anche volendo a cercare l'incrocio dei pali. Pallone fuori. Il rinvio di Addotto. Il tocco di Antinori. Corda a proteggere. Largo. Si va con un altro recupero. La caduta. Tatto Casteldaccia con Candido. E un'altra punizione per i ragazzi di D'Angelo. Chiede attenzione su Airao sulla ribattuta, ovviamente ipotetica. Ecco la proposta verso il secondo palo. Aiello mette in mezzo, non c'è il tocco a liberare Di Vinci. Il pallone comunque scorre e finisce da Macaluso. Ripropone in mezzo. Addotto prima di tutti, non c'era comunque nessuno in maglia granata. Azione che si spegne così. Salta! Lancio sull'esterno. Adesso verso l'interno del campo con Antonino Di Cacamo. Andrea Castronovo dietro a far ripartire il Cus Palermo. Passaggio un po' rischioso di Favata. Nel lancio lungo
di Macaluso non è ottimo, si è fatto anche male, rimane a terra, attenzione a Fiorentino, a terra, in area di rigore, fallo in attacco, fischiato dall'arbitro. Ai danni di Undiemi, cambio, lato Casteldaccia, è pronto ad entrare Benedetto Di Caccamo. Vai, Marica! Non era al meglio, se la sente di dare una mano alla sua squadra, il cugino di Antonino, che ha preso il suo posto dal primo minuto oggi. Esce proprio Macaluso. Che ha sfiorato la traversa in una grossissima occasione per il Casteldaccia. Ultimo quarto d'ora. Il rinvio di Addotto. Santi Castronovo a proporre in alto. Non c'è il pallone al volo di Damaro. Nuovo passaggio in avanti cercato da Antinori. La prende Andrea Castronovo. Corda. Sempre per Andrea Castronovo. Largo a destra. Il pallone viene gestito da Antinori. Cercava l'esterno verso la profondità. E fallo in attacco. Punizione già battuta da Benedetto Di Caccamo. Lancio profondo. La sponda cercata da Fiorentino. Antonino Di Caccamo rimontato da Andrea Castronovo. Passaggio sbagliato per il Cus Palermo. Avanza Damaro. Protegge Terrasi fino in fondo. Nuovo cambio per il Casteldaccia. Esce Antonino Di Caccamo. Al suo posto entra Campagna. Neanche oggi a segno il bomber del Casteldaccia, dopo aver terminato la stagione regolare in positivo, con 3 gol nelle ultime 3 partite. Dunque un altro Di Caccamo in campo. Benedetto, lancio lungo verso Ferrara, in fuori gioco con il fischio dell'arbitro che ferma tutto. Posizione irregolare per l'esterno del Casteldaccia, che aveva segnato, aveva battuto Addotto. È tutto fermo. Il Cus Palermo si salva in questo modo. Sarà pronto un altro cambio tra poco per la squadra di Rao. Tantissime proteste sugli spalti del Fiorilli per questo gol negato a Ferrara. Lancio lungo di Aloisio, non fa tanta strada, va dalle parti di Cascino. Colpo di testa di Terrasi a mettere in movimento il Cus Palermo con Antinori. Lancio lungo, risponde Giamarresi. Mezzo al campo, ancora Terrasi. Antinori in avanti, c'è Mazza in fuorigioco. Da quelle parti era arrivato anche Spataro. Giocatore a terra. Non sembra essere qualcosa di banale. Arriva la classica acqua direttamente dall'allenatore della Cus Palermo, Mattia Rao, ex Resultana San Lorenzo, alla primissima esperienza da primo allenatore in questa stagione. Prestazioni veramente di qualità da parte dei suoi ragazzi. Oggi alla 40ª partita in stagione tra Under 18 e Under 19. Si rialza da terra Terrasi, scusando un po' il gioco di parole.
punizione Casteldaccia. Proposta veramente lunga verso Fiorentino, a cadere al limite dell'area di rigore. Fallo secondo l'arbitro, che è corso in quella zona. Il fallo commesso da Aloisio. Tante proteste per il capitano del Cus Palermo. Chiede spiegazioni, lamenta una trattenuta ai suoi danni. E adesso occhio con Fiorentino alla battuta. Siamo veramente vicini, la posizione anche centrale verso lo specchio della porta. Una muraglia per Addotto. Sono 6 in barriera. Parte Fiorentino, passo, deviazione fuori. Ed esulta tutto il Cus Palermo. Guardate la gioia dei ragazzi di Rao. Come un gol. Ad esultare più dal gol di Andrea Castronovo a fine primo tempo. Duello gravissimo e calcio di rigore. Il fallo di Mazza ai danni di Ferrara. C'è cartellino giallo, un calcio praticamente in testa e si chiede calma, sembra essere grave. Ferrara vuole sbrigarsi. Salvatore D'Angelo dalla panchina, occhio perché il Casteldaccia ha avuto l'occasione su calcio di punizione direttamente in lunetta. Adesso il calcio di rigore per il calcio a sua volta di Mazza su Ferrara. Fallo pericolosissimo. E attenzione alla possibilità. È uscito da pochi minuti il bomber Antonino Di Caccamo. Poteva raggiungere i 20 gol e eventualmente, adesso vediamo un po' chi andrà alla battuta. Nel frattempo si va a creare un capannello all'ingresso dell'area di rigore con i giocatori di entrambe le squadre che vedono un po' le condizioni di Ferrara dopo aver ricevuto un colpo in testa da parte di Mazza. D'Angelo che ha esaurito i cambi e adesso alla battuta sembra andare Fiorentino. Sistema lui il pallone, riceve anche qualche consiglio da Antonino Di Caccamo, il bomber del Casteldaccia. Viene portato fuori ghiaccio in testa vicino alla nuca, accompagnato sportivamente da Terrasi. I suoi compagni lo abbracciano perché si è sacrificato per la squadra facendosi tanto male. Intanto il Casteldaccia ha la possibilità su calcio di rigore di mettere a proprio a favore la partita. Fiorentino, il gol del Casteldaccia e tutta la panchina in campo. C'era stato il tocco di Addotto, 2-1 e tutti ad esultare con il gol segnato da Fiorentino. Tutti probabilmente ad abbracciare Ferrara all'interno della panchina. Occhio perché se no si fa più male. E c'è la dedica di Fiorentino, il gol del Casteldaccia a 7 minuti dalla fine su calcio di rigore. E adesso l'assalto sarà per il Cus Palermo. Sembrava essere il contrario, invece sarà la squadra di Rao a dover recuperare nella parte finale di partita. Metti Ferrara di nuovo in difesa, viste? Doppio cambio per il Cus Palermo. Vai Ferrara, vai! Mosse assolutamente offensive. Sono pronti Bargione e
Fucile. Esce Favata ed entra Bargione. Rao decide adesso chi mandare fuori. Esce Mazza ed entra Fucile. Esce l'autore del fallo che ha dato il rigore poco fa al Casteldaccia. 2-1. Occhio, perché sarà un finale di partita bollente. Si riprende a giocare, ultimi 5 minuti più recupero. Lancio lungo, colpo di testa a liberare con Undiemi a proporsi. Tutti in tensione. Andrea Castronovo verso Undiemi, l'anticipo, il pallone spazzato fuori. Ricordiamo che con questo risultato ovviamente passa il Casteldaccia, passa il Cus Palermo se segna almeno un gol o comunque riesce a rimontare la partita, ma anche il pareggio alla squadra di Rao basta. Occhio alle marcature, occhio! Rimessa laterale battuta da Aloisio in mezzo all'area sponda, cercata dai ragazzi in maglia nera, quelli del Cus. Leva via Aiello facendosi male perché subisce fallo. Chiede spiegazioni Aloisio, cartellino giallo anche per lui per proteste. Dai, vedi! Occhio, raga, occhio! Rimane a terra l'attaccante del Casteldaccia, che ha saputo sbloccare con un'azione personale la partita. Adesso a fare il lavoro sporco Samuele Aiello. Anche Terrasi vuole una certa fretta nel far allontanare l'avversario verso l'esterno del campo. Calcio di punizione per il Casteldaccia con Santi Castronovo. Il lancio è per Fiorentino, il controllo, l'anticipo contro Aloisio, lo supera benissimo, ancora Fiorentino, scatta contro Andrea Castronovo, lo ferma Vinci, va a recuperare il Cus con Aloisio, passaggio sempre lungo la fascia, Undiemi, pallone non mantenuto in campo, c'è la rimessa per il Cus Palermo. Va Aloisio, ammonito poco fa, colpo di testa di Benedetto Di Caccamo, che in un certo senso ha preso l'eredità del cugino Antonino con la fascia da capitano. Undiemi, colpo di testa, non c'è nessuno, vanno a rincorrere Spataro e Terrasi. C'è la rimessa laterale con la battuta di Aloisio. Sponda abbastanza avventurosa di Fucile, il pallone arriva dietro a Bargione, calcio da fuori, Bargione, deviazione in calcio d'angolo e attacca il Cus. Opportunità dalla bandierina, pallone in mezzo sul primo, in maniera avventurosa a mettere fuori Ferrara. Altra proposta più profonda, stacca di testa Benedetto Di Caccamo, cerca di prenderla Fiorentino, vince il rimpallo, ancora Fiorentino a lottare contro Undiemi, finisce giù, Di Caccamo prende il Cus senza fallo, Andrea Castronovo, il passaggio viene un po' disturbato da Ferrara che mette fuori, il Casteldaccia esulta ad ogni pallone recuperato
si è messo fuori sia dopo un contrasto. Si va avanti con la protezione di Ferrara contro Undiemi. Undiemi spazza in avanti, Fiorentino vuole proteggerla contro Andrea Castronovo, che invece continua ad attaccare. Fallo di Andrea Castronovo ai danni di Fiorentino. Il Casteldaccia vorrebbe un cartellino giallo nei confronti dell'avversario. Rimane a terra Fiorentino, colui che sta decidendo la partita. Adesso cercheremo di capire anche il tempo di recupero eventualmente segnalato dall'arbitro. Entrati adesso oltre il 90°. Oh, è finita, quale giochiamo? Calcio di punizione per il Casteldaccia con Ferrara. Ferrara, lungo la ballerina, lungo, che la prendiamo. Ancora. 6 di recupero, la battuta sulla fascia e porta avanti la conduzione il Casteldaccia. Aiello vicino alla bandierina, vuole tenerla lì tutta la vita. Aiello recupera il Cus con fallo. Aiello richiamato dall'arbitro, ammonito. È dietro! Fallo da dietro. È dietro! Oh! È dietro! Tanti lato Casteldaccia in zona difensiva, si vuole conservare questo risultato per accedere ai quarti di finale. Lancio lungo, la presa tentata da Spataro, pallone preso anche da Fiorentino, cerca il passaggio, trova Aloisio, si mette davanti Fiorentino a proteggere il pallone. Ferrara più avanti, Ferrara, Cerca di mettere fretta chiedi la posizione. il Cus Palermo ai propri avversari. Colpo di testa di Andrea Castronovo, manda avanti Antinori, si respinge all'indietro. Bargione verso l'interno contro Aiello, che non lotta più. Un lancio a cambiare tutto dalle parti di Undiemi, il pallone rimbalza a terra, colpo di testa di Antinori. L'alzata senza fallo alla fine e si continua. Lancio lungo, tocco col braccio, sì, fallo commesso da Ferrara e calcio di punizione da posizione importante a favore del Cus Palermo. Dietro! Non ci voleva. Quanto manca? Sembra essere Antinori a battere. Alla fine va Corda. Che tra gli attaccanti titolari è rimasto praticamente l'unico. Barriera a 4 per Carollo. Corda. Parte il suo destro, centrale per Carollo. Ed esulta tutto il Fiorilli. E qui il Casteldaccia vuole guadagnare altro tempo nella propria area di rigore, perché il Cus Palermo è prontissimo a continuare il proprio assalto, che alla fine non si sta verificando verso la porta di Carollo. Comunque i tentativi ci sono e c'è un'altra punizione conquistata con Antinori. Parte Antinori, pallone basso, spazzato via da Benedetto Di Caccamo, conclusione da fuori che scorre di Bargione, finisce sul fondo. Altri 2 minuti da giocare.
e Carollo ha un'altra possibilità di prendersi tutto il tempo che vuole. Il rilancio, la risposta di Antinori, alzata di Undiemi, nuova liberazione per il Casteldazza. L'attacco di Andrea Castronovo deve stare attento perché è già stato graziato dall'arbitro. Intervento da dietro, non lo ferma nessuno. Aiello vuole proteggere il pallone vicino alla bandierina. L'attacco di Terrasi, esce palla al piede Aiello, messo a terra, ma Terrasi combatte anche lui, e lui a conquistare il calcio di punizione. Un minuto alla fine. Vinci tutti in attacco, sono soltanto in due, più portiere, lato Cus Palermo a difendere, sbaglia tutto però Antinori, poi giocatore a terra con fallo commesso dalla Cus Palermo. Testa bassa per Spataro. C'è la punizione per la squadra di D'Angelo, che a bordo campo si prepara a festeggiare. Lancio lungo di Ferrara direttamente sul fondo, perché in questo momento si vuole proprio questo. Festa assoluta in campo, il Casteldaccia accede ai quarti di finale della fase playoff del campionato Under 19 Sicilia. Ha battuto il Cus Palermo per 2-1, soprattutto grazie al calcio di rigore trasformato da Fiorentino all'83esimo, conquistato da lui stesso. Gli applausi da tutti il Fiorilli, l'esultanza di D'Angelo e i suoi ragazzi. Esce dal campo amareggiato il Cus Palermo, che aveva trovato il gol del pareggio con il subentrato Andrea Castronovo al secondo minuto di recupero del primo tempo, in risposta al vantaggio di Aiello al 20esimo. Niente da fare, perché il Casteldaccia ha avuto l'episodio a favore, quel calcio in faccia commesso da Mazza verso Ferrara, accostato il rigore contro il Cus Palermo, poi trasformato da Fiorentino all'83esimo. Una partita abbastanza combattuta da entrambe le squadre, con il Casteldaccia che ha avuto la meglio con il risultato di 2-1. E adesso sarà una strada assolutamente difficile, perché si passa a una fase più regionale di questo torneo, possiamo definirlo un po' così, questa fase playoff di fine stagione. C'è l'accesso ai quarti di finale, la festa in campo, la rincorsa. L'esultanza con i presenti al Fiorilli, la qualificazione ai quarti di finale per il Casteldaccia Under 19 come vincitrice del girone B palermitano. Ha battuto il Cus Palermo, vincitrice del girone A. Adesso si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà una delle 7 squadre che si vanno a qualificare in questa fase, più la migliore seconda classificata della stagione regolare. Dunque il Casteldaccia tornerà in campo domenica 15 alle ore 16:30 per iniziare la propria fase finale. Ovviamente potrebbero esserci delle variazioni per quanto riguarda data e ora del match della squadra di D'Angelo. Finisce così il cammino del Cus Palermo all'interno di questa stagione. Non perdeva la squadra di Irao dalla quinta giornata, quel 2-1 in casa del Partini Caudace. Una striscia di risultati, spareggio per il primo posto incluso, hanno portato la squadra di Palermo fin qui. La sconfitta in questa gara decisiva di ritorno al primo turno playoff contro il Casteldaccia. Ripiloghiamo un attimo le reti con il vantaggio di Aiello al 20esimo, il pareggio di Andrea Castronovo
al secondo minuto di recupero del primo tempo, il 2-1 decisivo su calcio di rigore di Fiorentino all'83esimo. È tutto dalla Fiorile di Casteldaccia, grazie dell'attenzione e un saluto da Salvo Geraci.